Cominciamo la puntata con la presentazione delle 4 finaliste di questa settimana. Conosciamole grazie ad interviste video e dai filmati che le abbiamo fatto in queste settimane da aspiranti modelle, ma anche ai contributi che ci hanno dato parenti, amici e morosi vari. Delle chicche, mica da ridere! Ciao a tutti e benvenuti su Mistopolini Channel. Oggi ci troviamo con la numero 5, Roberta, una delle 16 finaliste di Mistopolini. Ciao Roberta, e come va innanzitutto? Ciao a tutti, tutto bene, grazie. Perfetto, raccontaci al volo un qualcosa di te, tipo dove studi, cosa fai? Ho 17 anni, studio al Deledda, indirizzo biologico-sanitario, faccio danza da 9 anni, classica e moderna. E mi sono iscritta a Mistopolini così per divertimento e essere passata in finale è già una grande soddisfazione. Ottimo. Allora, vedo che con te c'è qualcuno. Chi sono? Presentaceli tu, dai. Mio amoroso Davide, mia sorella Federica e mio papà Furio. Perfetto. Allora, da chi vorresti che iniziamo a intervistarli per conoscere un po' qualcosa su di te? Dal papà. Benissimo. Allora iniziamo con il papà. Buongiorno. Allora, ovviamente anche per lei una piccola presentazione di chi è, cosa fa, oltre a essere il papà di Roberta. Ciao a tutti, sono Furio, sono il papà di Roberta e mi trovo in questa avventura inaspettata ma molto positiva che sta vivendo mia figlia. Lei di lavoro che cosa fa? Io sono un impiegato statale, lavoro agli archivi notarili. E lavora qua a Trieste, giustamente. Sì, qui vicino. Perfetto. Allora subito ci racconti, anzi, cosa ha provato sapendo che sua figlia è passata alla finale di Mistopolini? Beh, una grande emozione, inaspettata perché sì, io ero abituato ad avere Robertina come figlia, adesso ho Roberta, ho scoperto questa metamorfosi e comunque sono contento perché la sta vivendo molto bene questa esperienza e siamo tutti uniti con lei e ci divertiamo assieme. Benissimo, fa piacere questa unità di famiglia. E adesso qualche aggettivo oppure qualche difetto riguardo a Roberta, su, ce la scopra, ce la svegli un pochino. Bene. No, beh, una brava ragazza, una brava figlia sicuramente. Studiosa? Sì, riesce ad abbinare la danza che comunque gli occupa molto spazio perché fa 3 volte a settimana. Si impegna, poi studia anche la sera tardi quando rientra poi da danza, è sempre stata promossa, quindi da questo punto di vista siamo molto contenti. È una ragazza che si impegna, testarda e riesce a fare quello che vuole. Benissimo, allora la ringraziamo innanzitutto e ora passiamo alla sorella. Ciao! Ciao, io sono Federica, la sorella di Roberta, ho 23 anni e lavoro in un call center, collaboro con il piccolo e studio giornalismo all'università qui a Trieste. Caspita, un sacco di cose anche te. E la vostra sorellanza, il fatto di essere sorelle, lo senti molto o lei più che altro ti fa solo arrabbiare e dannare? Ma no, da quando sono andata a convivere, dunque non vivo più in casa con lei, cioè ci siamo unite molto, siamo molto unite. E allora raccontaci anche qualcosa su di te riguardo al fatto che hai già detto che appunto che lavori e che studi, anche che non vivi più a casa, quindi come va la tua relazione? Presumo molto bene. Sì, bene. Sono fidanzata con Christian da 7 anni ormai e insomma, tutto bene. Ottimo. E anche per te la domanda tipica, un difetto, un qualcosa di negativo, ma non di negativo, ma qualcosa di non detto riguardo a Roberta. Beh, diciamo che, come ha detto anche mio papà, è testarda, però ovviamente questo può essere un pregio e un difetto perché comunque le cose che vuole le porta a termine, dunque ogni tanto un po' pesantina magari, però vabbè. Le hai dato per caso qualche consiglio da sorella maggiore riguardo al fatto di essersi iscritta a Mistopolini? Gli ho proprio detto iscriviti. Quindi abbiamo la tua prima fan e supporter. Ottimo, quindi presumo che vi vedrò entrambi alla finale a sostenere Roberta? Certo. Saremo in molti. Benissimo. E ora ci troviamo con Davide, detto Dade, il moroso di Roberta. Ciao. Cosa fai nella vita? Studio Geometry sui Max Fabiani. A che anno sei? Dovrei essere in quinta, sono in terza. Pratico calcio da ormai tutta la vita. In che squadra e che ruolo sei? Squadra tornerò all'Esperia probabilmente, sono attaccante.
Com'è andata quest'anno? Quest'anno ho saltato per 2 infortuni. Ah, mi dispiace, che ti è successo? Ho ginocchio, 2 mani, quindi un po' di tutto. Sei molto di scontro fisico? Ma no, O cioè, è venuto fuori dal campo fuori calcistico? dal campo calcistico. Mi dispiace. Perfetto, passiamo ovviamente alla domanda classica. Come hai conosciuto Roberta? Come è nato il vostro amore? Boh, diciamo che l'ho conosciuta a una festa e boh, nato il nostro amore da solo così. Da quanto tempo state insieme? Stiamo insieme da 6 mesi, però ci conosciamo da più di un anno. Dato che studiate in scuole diverse, quando trovate il tempo per vedervi? Dato che, come ho sentito, Roberta è sempre molto impegnata tra danza e 1000 cose da fare. Boh, d'estate siamo praticamente spesso insieme e d'inverno Lei portate in vacanza? no, devo portarla. Dove andrete? Non lo sappiamo, appena faccio 18 da qualche parte andiamo. Bello. Le lascio la scelta a lei, quindi mi fido di lei e vedo dove mi vuole portare lei. Comunque d'inverno con la scuola, quando riusciamo troviamo il tempo. Per stare insieme, perfetto. Altra domanda tipica, contento che si sia iscritto a Miss Topolini? Ma cioè, contento, non contento, sono contento per lei più che altro. La vedi contenta? Sì. Il supporto, le do quel supporto che serve, un minimo. Sì, dai, sono contento. Speri ovviamente che vinca la finale? Sì. Benissimo, quindi so che troveremo il tuo voto per quanto riguarda... Probabilmente sì. Benissimo, e allora ti ringrazio e ti chiedo di fare un saluto e un in bocca al lupo a Roberta. Vai amore. Eccoci di nuovo con Roberta, che ora ci racconterà qualcosa in più riguardo a sé. Prima hai detto che studi danza, come è nata questa passione e ricordaci da quanto tempo lo fai? Io faccio danza da 9 anni ed è iniziata quando ho saputo che hanno aperto questa nuova scuola di danza, allora ho provato e mi è subito piaciuto e adesso lo faccio con molto piacere. Perfetto, ci dicevi che fai sia danza classica che moderna, c'è una delle due che ti piace di più o ti piacciono entrambe? Mi piace di più danza moderna, però comunque danza classica è la base, quindi per fare meglio danza moderna ci vuole la classica. E speri da grande diventare una grande ballerina? Non è che è il mio sogno, però sì, mi piacerebbe continuare. Perfetto, quest'anno avete già fatto il saggio per quanto riguarda una cosa molto usuale se frequenti una scuola di danza? Sì, a fine maggio. L'avete fatto in teatro, eravate in tanti, hai fatto un pezzo da solo? Ho fatto parecchi balletti, ma nessuna sola quest'anno. Sì, abbiamo fatto al teatro Orazio Bobbio. E d'estate non fate danza, cioè gli allenamenti smettono come smette la scuola praticamente? Sì. Perfetto. E allora qualche altra cosa su di te? Ad esempio, ti piace andare al cinema? Qual è l'ultimo film che hai visto? Stay Alive, l'ho visto a casa sua e mi è piaciuto molto. Quindi che genere ti piace? Horror. E di horror che film consiglieresti? Stay Alive. Ah, proprio solo quello, il migliore che hai visto? Perfetto. E invece per quanto riguarda la musica, che genere di musica ascolti, se hai un cantante preferito? Io adoro Ligabue, difatti l'anno scorso, l'altra estate, siamo andati a vedere un concerto. Con chi sei andata? Con mia sorella e la mia migliore amica. Ti è piaciuto? Dove sei andata a vederlo il concerto? Sì, molto, era a Padova e quindi è stata una bella esperienza. Perfetto, bene, ci è piaciuto conoscere un po' di più riguardo a Roberta, ti ringraziamo tantissimo e ti facciamo anche noi un in bocca al lupo per quanto riguarda la finale.